Benvenuti a Est Nord, la rassegna di video commenti sulla faccia oscura del Nord-Est. Oggi parliamo di gioco e chiariamo subito con alcune cifre che si tratta di un settore economico molto importante. Stiamo parlando del gioco d'azzardo, ovviamente. Per quanto riguarda il Veneto, è un business di oltre 6 miliardi di euro, ma è anche una grande patologia sociale, come ben sappiamo. Cioè ci sono moltissime persone che vengono intrappolate nella spirale del gioco e qui parliamo di più di 32.000 persone in Veneto che soffrono di patologie legate al gioco. La Regione Veneto ha fatto una legge per questo nel 2019, una legge che prevede tutta una serie di cose, tra l'altro il disincentivo per i locali ad ospitare le famose macchinette, distanze ad esempio dalle scuole, per cui non avere locali che hanno macchinette particolarmente vicine alle scuole, e degli orari, delle fasce di orario in cui è proibito giocare. Quindi una legge che nei suoi limiti comunque disegna una serie di controlli rispetto a questo fenomeno. Si parla molto del ruolo delle mafie nel gioco d'azzardo e non sempre a sproposito. In realtà è interessante sapere che storicamente, soprattutto Cosa Nostra, non ha avuto un atteggiamento positivo nei confronti del gioco d'azzardo. Fino agli anni '80, anzi, era visto con un certo sospetto, ma mica per degli scrupoli morali, ci mancherebbe. Era in realtà un problema legato al fatto che comunque il gioco d'azzardo creava disordine e poteva creare un minimo di allarme sociale e disturbare quindi altri business che venivano ritenuti molto ma molto più interessanti per la mafia siciliana. Analogo atteggiamento lo ritroviamo nell''ndrangheta calabrese, mentre la camorra campana nasce con un forte interesse nel settore del gioco. L'atteggiamento cambia all'inizio degli anni 2000. Ma che cosa succede? Tra il 2003 e il 2006, 2009, in realtà noi abbiamo tutta una serie di leggi che cambiano completamente il panorama per quanto riguarda il gioco d'azzardo. Cioè noi abbiamo la crescente legalizzazione del gioco. Infatti penso che alcuni di voi si possa ricordare come è stato proprio in quegli anni che cominciano a comparire nei locali sempre più frequentemente le famose macchinette. Il fatto che venga legalizzato il gioco ha una motivazione, cioè quella di restringere il campo del gioco illecito e del gioco nero, diciamo così. Ma in realtà questo obiettivo non viene colto assolutamente, cioè continua a convivere sia il gioco lecito, sempre più ampio, che il gioco illecito. Cioè quello che si viene ad osservare è che il giocatore inizia a giocare nei canali ufficiali e poi viene attratto nei canali non ufficiali perché probabilmente più attrattivi appunto dal punto di vista del gioco. E le mafie ci stanno a questo grande business, lo fanno alla loro maniera, ad esempio evadendo le tasse, ad esempio riciclando il denaro attraverso i canali del gioco d'azzardo, controllando le sale di scommesse, le sale gioco, estorcendo gli esercenti, truccando le macchinette con appunto l'obiettivo sia da una parte di non pagarci le tasse, sia di averle più efficienti, cioè di diminuire le vincite per i giocatori e aumentare l'introito per chi le gestiva. Ma non c'è solo il gioco, diciamo così, materiale, cioè quello attraverso le macchinette o attraverso il casinò, che notoriamente sappiamo essere dei grandi meccanismi, luoghi dove riciclare i soldi. C'è anche il gioco online e
prima inchiesta che ha svelato gli interessi della mafia nel gioco online, la prima grande inchiesta, indovinate un po', individua proprio Padova come un centro nevralgico, perché l'organizzazione che faceva capo a due personaggi originari di Reggio Calabria, comunque gravitanti nel mondo della mafia calabrese, avevano installato proprio a Padova, nel centro di Padova, l'ufficio che coordinava tutte le varie attività, e a Padova poi avevano la possibilità di avere l'appoggio di alcuni professionisti e di altri personaggi che aiutavano l'organizzazione. Gioco online, quindi dei server che venivano collocati all'estero, che permettevano di eludere pagamenti fiscali, e poi tutta una serie di meccanismi che permettevano anche il gioco in contanti, quindi la possibilità di riciclare una grande quantità di soldi. Questa organizzazione ha movimentato qualcosa come 10 miliardi di euro nella sua non lunghissima attività. Ecco, con questa storia che riguarda il gioco d'azzardo, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Est Nord. Arrivederci.